tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e spilettatura. Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7 e 13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegne a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. La scorsa notte, attorno alle ore 2:30, un auto articolato per il trasporto di bovini ha preso fuoco all'altezza dell'ultimo asse a causa della rottura di un cuscinetto del mozzo frenante mentre transitava lungo la strada Romea sopra il cavalcavia nei pressi del parco commerciale Clodì in località Brondolo. Il conducente, accortosi del fumo, ha accostato a metà della rampa per far scendere 38 tra manzi e vitelli dalla parte posteriore del camion, dove stava per fondersi il bancale inferiore in alluminio. Quindi ha provato a spegnere il rogo attraverso l'estintore, ma era sostanzialmente impossibile. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Chioggia, che hanno definitivamente domato le fiamme. Circa 15 bovini stavano comunque fuggendo dalla rampa in direzione Chioggia, avendo raggiunto ormai 300 metri di margine rispetto al camion. Con l'aiuto degli agenti della Polizia di Stato, le mucche sono state confinate nello spiazzo antistante un'officina di revisioni automobilistiche. Alle operazioni ha contribuito anche il conducente di un altro tir, che ha bloccato il cavalcavia mettendosi di traverso in direzione Chioggia, mentre 2 automezzi dei vigili del fuoco hanno chiuso la Romea verso Ravenna. Gli animali sono stati tratti tutti in salvo, nonostante il pelame annerito dal fumo, tranne un esemplare con una zampa fratturata, e sono stati imbarcati sopra un altro veicolo. Mentre erano in corso le operazioni, la viabilità era consentita solo attraverso la rotatoria sottostante. La carreggiata lungo il ponte Cavalcavia è stata definitivamente liberata solo alle 8 di stamane, grazie all'intervento, complessivamente molto difficile, degli operai dell'ANAS, dei carabinieri e delle citate forze di polizia, oltre ai vigili del fuoco. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Nella tarda mattinata di oggi, dalla Sala della Regione Veneto, il presidente della Giunta Luca Zaia ha comunicato i nomi dei nuovi direttori generali delle unità locali sociosanitarie. A quella veneziana, denominata e numerata come ULS Serenissima, arriva il dottor Edgardo Contato, medico, già direttore sanitario dell'ULS 5 Polesana, sostituirà Giuseppe Dalben, destinato a dirigere l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Contato è una new entry assoluta fra i direttori generali della sanità veneta, scelti dopo la valutazione di 111 curriculum. Zaia ha ricordato le origini contadine del dottor Contato, che in sede di colloquio lo ha stupito ricordandogli come si provvede alla nascita di un vitello. Dalben, la cui nomina è stata concertata con il rettore dell'Ateneo Patavino Rosario Rizzuto, avrà il compito di guidare la sanità antoniana verso la realizzazione del nuovo policlinico universitario, raccogliendo il testimone dal dottor Luciano Flor, ora direttore generale di tutte le ULS venete. All'ULS 6 Eugani è stato designato il dottor Paolo Fortuna, medico che conosce bene tale realtà in quanto attuale direttore dei servizi sociosanitari, mentre all'ULS 5 Polesana è stata scelta Patrizia Simionato, ovvero colei che dall'azienda Zero si era occupata in prima linea dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale nel corso della prima emergenza Covid. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.
È trascorso giusto un anno dall'annuncio del primo ricovero per coronavirus nel territorio comunale di Chioggia. Era il 26 febbraio 2020, infatti, quando un 86enne residente a Valli, Delfino Arcolin, era stato ricoverato nell'unità operativa di terapia intensiva coronarica dell'ospedale di Chioggia, in quanto alle sofferenze per le proprie gravi patologie cardiologiche assommava quello che allora si stava scoprendo come l'effetto del virus, riscontrato attraverso i raggi X al torace. Arcolin non rispondeva alle cure specifiche, pertanto venne trasferito all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove spirò nella notte fra il 19 e il 20 marzo scorso, dopo 3 settimane di ricovero. La frazione di Valli costituì un vero e proprio caso, dato l'alto numero dei decessi. Il primo fu Fiorello Bertaggia, che se ne andò a 68 anni l'8 marzo 2020, pure in seguito a una serie di patologie aggravate dal Covid-19. Da allora sono state circa 3.800 le persone contagiate e almeno 134 le vittime del territorio comunale, di cui oltre 100 registrate a partire da ottobre con la seconda ondata, che con ogni evidenza non è ancora conclusa. La speranza naturalmente sta nel funzionamento dei vaccini e nella loro somministrazione ad ampio raggio. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Dall'inferno del Covid al paradiso dell'arte. È quel che è successo a Sandro Varagnolo, infermiere di Chioggia e artista con molta esperienza al proprio attivo, che nelle scorse settimane, suo malgrado, è stato colpito in prima persona dagli effetti del virus. Una volta ristabilitosi, nonostante una condizione sanitaria molto difficile, il pittore chioggiotto può godere appieno della partecipazione delle proprie opere d'arte alla mostra collettiva In Casa Russia, curata da Loretta Larchina, che avrà luogo dal prossimo 6 marzo fino al 31 dello stesso mese al Centro Artistico Meridian di Mosca, non lontano dalla Piazza Rossa. Proprio il coronavirus è il tema delle 2 opere inviate dal loro autore, ovvero 2 dipinti a olio su tela. Città deserte, che raffigura uno scorcio del Sagrato di Chioggia, dove il leone marciano in marmo d'Istria è coperto da una mascherina, e La verità svelata, in cui una donna abbigliata da medico è circondata da elementi simbolici in un'atmosfera metafisica, a codificare la grande pericolosità del contagio, nonostante le protezioni che prima del vaccino sono risultate l'unica barriera. Ironia della sorte, commenta Varagnolo, queste tele sono state un preludio ai fatti poi succeduti. Il pittore è stato infatti ricoverato per 13 giorni con febbre molto alta. Mai avrei pensato che il virus potesse mettere così a rischio la mia salute, forte di una condizione generalmente sana. Le cure tempestive del pronto soccorso di Chioggia, reparto dove lo stesso infermiere presta la propria opera, hanno poi agevolato il trasporto immediato nel reparto di pneumologia del Covid Hospital di Dolo. A tal proposito, conclude l'artista, ringrazio i colleghi del pronto soccorso di Chioggia e il primario dottor Andrea Tiozzi in particolare, che hanno agito come sempre in modo professionale. Grazie anche ai colleghi di Dolo, con il dottor Accursio Aloi e il suo staff. Da addetto ai lavori, confermo che si tratta di un'eccellenza nella lotta al Covid. Sandro Varagnolo prosegue comunque con la propria attività artistica, in grande fermento assieme ai collaboratori Emilio Prignolato e Roberto Doria, verso esiti definiti straordinariamente sorprendenti. Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish & Beer, in viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish & Beer in viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Una rivoluzione in arrivo per l'Archivio di Stato di Venezia. Ora che i cantieri sono effettivamente partiti, il ricco e articolato piano per gli interventi sia estetici che funzionali è stato svelato. È lo stesso direttore Gianni Penzo Doria a sottolineare l'importanza delle novità
che riguarderanno non solo il restauro e la messa in sicurezza di alcune parti dell'archivio, ma anche un rilancio strutturale dell'istituzione veneziana, il quale andrà a beneficio della conservazione e della consultazione del suo immenso patrimonio. Sono 5 i cantieri programmati che coinvolgono il chiostro di Sant'Antonio, il refettorio d'inverno, la sala di regia, gli impianti antincendio, di videosorveglianza e di parafulmini, oltre al restauro della sala Regina Margherita e alla sostituzione delle ben 1200 finestre all'ex convento dei Frari. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 4 milioni di euro, ma non saranno solo le strutture del complesso archivistico a godere del piano di rilancio fortemente voluto dal direttore Penzo Doria, da 18 mesi alla guida dell'istituzione. Sarà aggiornato anche tutto l'apparato tecnologico, a partire da un nuovo sito pubblico a nome More Veneto, che verrà lanciato il prossimo 12 marzo. Il rinnovamento digitale avverrà anche attraverso la nuova piattaforma integrata, che vedrà la luce nelle prossime settimane e promette grandi cambiamenti nella navigazione tra i fondi archivistici e nella consultazione di inventari e documenti riprodotti con il progetto Divenire. Voglia di caffè? Da Passione Caffè in Piazza Europa 10 a Sottomarina, con soli 18,50 € puoi portare a casa una mini caps in comodato gratuito a 50 capsule. E grazie alla promozione con Chioggia Azzurra potrai averne ulteriori 50 a scelta in regalo. Cosa aspetti? Chiama allo 041 89 42 009. Vola da Passione Caffè.